È Biagio Nigrelli, il dirigente biancoazzurro incaricato di depositare entro oggi la fideiussione, passaggio obbligato per l'Acragas per partecipare al prossimo campionato di Serie C. Nigrelli è giunto a Firenze in mattinata. Con quella di oggi sono due le scadenze rispettate dalla società biancoazzurra. Adesso l'Acragas sarà chiamata alla terza prova importante che riguarda il pagamento degli stipendi ai giocatori e allo staff tecnico. Questo adempimento dovrà essere rispettato entro dopodomani. Nulla di nuovo invece circa i nuovi imprenditori, i quali comunque a quanto pare hanno già avuto degli incontri per gettare le basi sulla nuova società che potrebbe vedere la luce entro la fine di questo mese. Novità invece si registrano per quanto riguarda il portiere entrato nel cuore dei tifosi, soprattutto dopo la salvezza. Stiamo parlando di Pasquale Pane, un nome importante destinato purtroppo a restare nei ricordi di tutti, visto che Pasquale Pane è già un tesserato del Siena Calcio. Pane, ringraziando Agrigento, si è detto sinceramente dispiaciuto di lasciare la città dei templi, dove, ha detto, si è trovato benissimo come a casa.